Siamo in diretta, Sindaco, siamo in onda. Continuiamo a parlare di immigrazione e noi continuiamo con Alice Bragantini che appunto si è recata ieri presso la stazione dei treni di Bolzano per capire questo flusso di extracomunitari, migranti più o meno regolari che cercano di spostarsi nel nord Europa. Cosa sta succedendo? Le frontiere erano chiuse fino a lunedì, ormai sono state riaperte, per cui i flussi riprendono. Ma come hanno vissuto la cosa i cittadini appunto di Bolzano, gli italiani? Che accoglienza offrono oggi? Prego, a voi servizio. Vedo che ogni giorno ci sono di più persone e tutti lì e non sanno cosa fare, però non mi danno fastidio per niente. C'è chi viene per asilo e chi invece viene per convenienza e di conseguenza avrebbero già a suo tempo dovuto fare una selezione. Ieri c'era una speculazione, quindi, secondo lei? Ma non mi faccia dire cose che non voglio dire. Qualcuno ne approfitta, insomma, per raggiungere i parenti al nord. Sì, certo, ma in tutte quante queste cose c'è una speculazione, sia da una parte che dall'altra, no? È come quelli che sono arrivati ieri non volevano farsi identificare, però scusa, se tu vieni a casa mia io voglio sapere chi sei e dove vai, anche se dopo tu stai un giorno e vai in un'altra casa, però se entri a casa mia devi dirmi chi sei e che intenzioni hai. Su quelli accolti qua siamo a 1% di tutta l'Italia. Non possiamo parlare no, delle ondate che ci arrivano. E qua nel G7 ovviamente c'è stato il blocco dei confini, insomma, delle frontiere. Sì, quindi questo si è notato perché la gente è rimasta bloccata. Qui si è organizzata sia la società civile ma poi col dialogo con le istituzioni eccetera, quindi si è ben riuscito a dare un minimo, diciamo, di accoglienza o di supporto alle persone fermi. Cosa ne pensa invece della polizia tedesca e austriaca che si trova sui treni e sui binari per cercare di fare scendere queste persone dai treni? È una cosa che trovo bella, insomma, è uno scaricabarile, ritengo scaricare responsabilità su altri e fare finta, quindi seppellire la testa sotto la sabbia e dire noi non vogliamo il problema. E se fossero stati al confine, diciamo, dell'Europa, cosa avrebbero fatto? Li avrebbero respinti in mare, lasciati in mare? Sì, mi dispiace un po' perché sono poi tutto il giorno qui e non sanno dove andare, cosa succederà con loro. Questa è un po' una situazione un po' difficile, sarebbe anche per noi una situazione molto difficile. Ti spingono, ti chiedono in continuazione da fuori dalle porte della chiesa, della scuola, per la strada? Un po' di situazioni di disagio la crea, fa anche un po' peccato da quel punto di vista lì, magari vedere anche che si comprano il biglietto, cercano di regolarizzarsi il più possibile e poi vengono respinti indietro, insomma. Chiediamo ad un barista che lavora proprio di fronte alla stazione di Bolzano cosa ne pensa di questi continui flussi di immigrati. Tutti i giorni si vedono gente nuova che vengono, è un approdo continuo e la situazione non è che sia tanto delle migliori, è un po', mi sa che gli è sfuggita di mano al nostro governo. Vengono, prendono il caffè, poi ci pagano e se ne vanno, ma facciamo sempre fatica a stare dietro a tutte queste persone che vanno e vengono. Siete preoccupati anche per le condizioni igienico-sanitarie? Certo, quello sì, siamo preoccupati. Perché non sappiamo mai chi abbiamo davanti e cosa può trasmetterci nel servire o nel dare da bere a una persona così. Sempre una gran dignità agli italiani, l'accoglienza è nel nostro DNA, però servono soluzioni che non vengono dalla gente, da tutti noi, ma serve la volontà politica di trovare soluzioni condivise. Parlando con la polizia ferroviaria ci dicevano come in queste 3 settimane di chiusura appunto dei confini per il G7 il lavoro fosse diverso, la consapevolezza, chiedo a lei Fanelli in questo senso, la consapevolezza di questi migranti che comunque non sarebbero potuti passare li faceva un po' fermare da questo cercare in maniera convulsa di attraversare i binari, di spostarsi oltre il confine, di passare da un treno all'altro per poter passare. Allora c'è in un certo senso anche un tam tam tra le persone, tra i migranti che sono sicuramente molto ben collegate, che tra loro si condividono, diciamo, come migrare in Germania, dove passare, quando passare. Le faccio un esempio, mi raccontavano oggi, se controlliamo il treno delle 12 fino alle 5 non abbiamo più personale perché dobbiamo seguire
seguire quelli che abbiamo beccato, tra virgolette, che poi dopo 3 minuti sono a piede libero, non è che possono farci niente, non c'è struttura, non ci sono mezzi, per cui alle 12 ne bloccano 10, nel frattempo ne passano 20 e c'è tutta un'organizzazione più o meno malavitosa poi che favorisce questi flussi che sono molto molto ben strutturati. Guardi, una cosa che non si riesce a comprendere, noi scendono in Sicilia e in Calabria che hanno già i bigliettini di quello che devono fare. Loro hanno già una serie di numeri di telefonici anche italiani a cui si rivolgono nel momento in cui sono stati, per così dire, perché uno dei intervistati ha detto una cosa estremamente giusta, dopo magari la svilupperemo. Molti di questi non vogliono essere identificati per colpa di quello che è il trattato, il regolamento dell'accordo di Schengen. L'accordo di Schengen che prevede che, l'ho già detto anche in altre trasmissioni, lo ribadisco anche oggi stasera ai telespettatori, è un circolo vizioso. Io entro in Italia, mi sottopongo ai rilievi fotodattiloscopici, quindi metto le mie impronte, do il mio nome e cognome. Generalmente il 90% di queste persone non ha un passaporto, un documento al seguito, quindi ci dobbiamo avvalere delle loro dichiarazioni che ci vengono fatte. E dopodiché il gioco vuole che chi ha avviato, lo Stato che ha avviato l'attività di identificazione debba anche procedere al riconoscimento dello status di rifugiato politico. In che cosa vuol dire questo? Interrompere il viaggio in Italia. Questo in un certo senso risponde alla domanda della persona intervistata appunto di Bolzano, che dice sì, ma una persona che viene in casa mia si deve presentare, io voglio sapere chi è. Ma allora è proprio certo, recentemente, una settimana fa, e mi dispiace perché non ha avuto il giusto risalto. Noi già in altre occasioni, in altre trasmissioni a livello di opinione pubblica di stampa, come organizzazione COISP, avevamo denunciato che c'erano dei segnali estremamente preoccupanti, anche in termini di terrorismo. La settimana scorsa finalmente il ministro Alfano, diciamo noi tardivamente, visto che lui è il nostro ministro e dovrebbe ascoltarci di più, per una serie di circostanze gli abbiamo fatto delle precise segnalazioni, ha dovuto ammettere che il canale di Sicilia potrebbe essere una bella porta aperta per i foreign fighters che rientrano dopo i campi di addestramento, oppure una nuova introduzione di cellule o di membri di terroristi che poi vengono distribuiti in Europa. Quindi l'emergenza c'è. Tornando però alla domanda originaria, qui cosa succede? Arrivano che sono perfettamente istruiti. La cosa che anche me personalmente come operatore dell'ufficio di immigrazione mi lascia quasi interdetto la loro preparazione rispetto alla situazione legislativa italiana e la situazione legislativa europea. Quindi loro partono già sicuramente dall'origine che hanno perfette indicazioni su cosa devono fare, come devono comportarsi. Tant'è vero, sanno che benissimo che anche in Italia non esiste la forma del fotosegnalamento coatto, coercitivo, forzoso, perché se un cittadino non vuole sottoporsi ai rilievi, noi non possiamo usare la forza, anche tra l'altro con la minaccia del reato di tortura gli metti anche un dito addosso, rischiamo fino a 15 anni di reclusione. Quindi ecco, questa è un'altra cosa, dai bigliettini, ai numeri telefonici. Poi c'è anche un'altra caratteristica, i palmari, i cellulari, i soldi. Ecco, già da lì potremo fare un primo screening da chi, per esempio, come quelle mamme eritree di ieri, che erano veramente senza niente, nulla.
rispetto invece a quelli che hanno incredibilmente un palmare, hanno un computerino, hanno dei soldi, hanno delle schede telefoniche. Anche quelli sono le persone che noi al Ministero, con le nostre relazioni, abbiamo segnalato alla direzione, al Dipartimento, dicendo che insomma era una cosa di per sé certo, inusuale, dicotomica, no? Era, sì. era una stonatura, sì. quello di vedere un cosiddetto profugo che si presenta con magari 2.000-3.000 euro già in contanti in tasca, piuttosto che 2 schede telefoniche SIM e il palmare. Certo, però di fatto queste persone, se vogliono, non si fanno riconoscere, diciamo che entro 24 ore possono anche sparire e tentare di passare il confine verso la Germania. Sì. Troviamo appunto Polizia Ferroviaria che cerca di fermare questi flussi del rispetto della legge, appunto, della normativa italiana ed europea, però poi li fanno scendere dal treno, questi aspettano il successivo ed è un continuo, un tentare continuo di passare il confine. Che soluzioni sono? L'immigrazione clandestina? No, beh, quello, scusi, non serviva assolutamente a nulla, sinceramente. Ho capito, serviva a nulla, però non avete mai stato applicato, perché non è mai stato applicato. Ma guardi, il reato di clandestinità, lo dico come tecnico, non come politico, intanto per le persone che vengono dalla fame, dalla disperazione, dalla persecuzione, mi creda, l'articolo 10 bis non faceva paura a nessuno. E in secondo luogo il 10 bis, il famigerato reato di clandestinità, non è stato mai applicato. Questo anche detto, quando non era, è stato applicato. Perché? Per il semplice motivo che il minimo edittale non consentiva alla procura, al tribunale, quindi all'organo giudicante di metterlo in carcere. Veniva fatto un processo, veniva condannato, ma poi con i benefici della condizionale e la sospensione della pena è un altro paio di mani che se in Italia, in questo paese abbiamo leggi che sono inefficaci, questo è un altro discorso, questo lo può fare lei come politico. Mi ha detto prima che questi non si fanno identificare perché non possiamo nemmeno toccarli, non possiamo fare nulla, andiamo a cosa facciamo ora? Cosa stiamo parlando? Una semplice denuncia in stato di libertà. Se oggi una semplice denuncia in stato di questo libertà. Paese e nessuno può neanche fargli fare impronte digitali obbligatoriamente, apriamo le frontiere, lasciamo che tutta l'Africa venga qui. Questo è un dibattito che dovete fare tra voi politici. Ma infatti, io come tecnico, come operatore di polizia, sindacalista di polizia, non posso fare altro che denunciare ai telespettatori e a tutti quanti voi quello che è la situazione di disagio. Poi c'erano delle imprecisazioni che dovevano essere corrette perché bisogna dare una corretta informazione. Per quanto concerne il discorso anche di come si stanno comportando tedeschi, austriaci e francesi, ahimè, loro da un punto di vista dell'applicazione dell'accordo non stanno sbagliando, non stanno sbagliando tecnicamente e giuridicamente parlando, perché quelle persone che si presentano a Ventimiglia, che non hanno riavviato la richiesta di rifugiato politico, non si sono sottoposti a un fotosegnalamento, è ovvio che la polizia francese, nell'applicazione del diritto europeo, deve ritenere queste persone clandestine e le loro leggi nazionali glielo impediscono. La cosa che anche noi non riusciamo a capacitarci è che andiamo non più adesso a soccorrerli in acque internazionali, li stiamo andando a prenderli sulle coste, addirittura adesso con gli interventi delle marine, ma queste sono cose che dovete ragionare voi politici. Noi ci vengono dati gli ordini e gli ordini li dobbiamo eseguire, indipendentemente dal governo di centrodestra o dal governo di centrosinistra. Questi fenomeni qua vanno gestiti già direttamente in Africa e vanno distinti già lì chi ha il requisito o meno. Non possiamo aprire. Oggi abbiamo delle leggi e sono state fatte di proposito dove si spalancano le porte a chi che sia. Ormai chiunque può venire qua, non si può toccare, non si può dire nulla, non si può. Poi ci meravigliamo che gli altri ci blocchino le frontiere. Hanno ragione a bloccarci i francesi e anche i tedeschi hanno ragione. Siamo noi inadempienti. Beh, è stato inadempiente, però logicamente questo accordo, questo regolamento Schengen firmato nel 2007 e poi anche nel 2009 è stato fatto con una certa disattenzione anche da chi, mi pare che fosse il ministro Scajola che andò a firmare quell'accordo, e l'accordo prevedeva, ma io mi dico, ma un governante che va a firmare quella cosa non si rende conto che sta praticamente condannando a morte la Spagna, l'Italia, la Grecia, tutti quei paesi dove poi hanno dovuto fare i conti con dei scenari in Africa senza documenti, mi mettono in galera. Dove? Io ho girato in Africa, se uno va in giro per il mondo senza documenti lo mettono in galera. Guardi, voi fate le leggi e noi le applichiamo. Capito? Beh, abbiamo visto comunque una problematica analoga proprio sul confine francese di qualche anno fa, governo Berlusconi, la soluzione è stata estremamente tecnica. Chiedo sempre a lei, Fanelli, da tecnico, è stato dato un permesso di soggiorno. 2011, sì.
Vi ricordate che c'è stata la questione nel 2011 quando è scoppiata la primavera, araba, la primavera del Medio Oriente. Parliamo di 28.000 grosso modo 32.000 tunisini scapparono dopo la caduta del governo di Ben Ali. E lì si presentò un altro fenomeno che avevamo già vissuto anche nel 91 e poi nel 97 con l'Albania, un grande esodo. Anche lì l'Europa fece orecchie da mercante. Ecco, c'è una puntualizzazione che dovrei fare a Flavio Tosi quando dice muniamoli di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Munire di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non consente loro di andare in giro per l'Europa, perché il trattato Schengen e il regolamento Schengen vieta la circolazione dei richiedenti asilo o di coloro che hanno i motivi umanitari in Europa. È valevole solo sul territorio nazionale che emette quel permesso di soggiorno. Però la strategia di Maroni, che fu molto intelligente, sapendo le pieghe del diritto italiano e europeo, gli diede prima il permesso di soggiorno per motivi umanitari. 6 mesi dopo o un anno dopo, dipendeva un po' dalle situazioni soggettive, veniva rilasciata, si poteva fare la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari a quelli di lavoro. Una volta avendo il permesso di soggiorno, per lavoro, allora sì che avevano il diritto di valicare i confini intraeuropei, e allora lì sì che potevano andare in Francia e in Germania, cosa che hanno fatto. Ma vede che siamo noi complici allora di questa immigrazione, noi i trafficanti là fanno affari sempre di più, aumenteranno sempre di più, fintanto che qui non c'è una normativa fintanto che sanno che vengono in questo paese e nessuno li può toccare. È chiaro, ha detto io non vorrei adesso fare una metto in evidenza, non c'è la Bossi-Fini. No, non c'è più niente, non c'è stata bloccata l'immigrazione, il reato di immigrazione clandestina è stato bloccato. Ma non serviva a niente, mi creda. No, infatti l'Europa chiede di ripristinarlo, non serviva a niente perché non è stato applicato, non serviva a nulla. No. Prego. Allora, noi siamo in Europa? Chiedo, siamo Direi in Europa? Di sì. Una prova contraria. La Francia come si comporta? Li lascia fuori del confine, giusto? Sì, sono senza documenti, allora senza permesso, dice non entrare. Questa è la mia proposta. 5, 6, 7 navi, tutte le navi che abbiamo della Marina le schieriamo nel canale Sicilia. Sul retro delle navi mettiamo degli altri barconi diciamo così, di emergenza. Arrivano questi barconi traballanti, ok, che è più facile che si capovolgano. Sì. Gli diamo 2 o 3 barche per dividere il peso, gli diamo gasolio, acqua e da mangiare e gli riportiamo da dove sono partiti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, lasciatemi finire. 1, 2, 3, 4, 5, sanno che c'è il muro, l'autostrada non c'è più, è caduto il muro, è caduto il ponte come tra Palermo e Agrigento, non si può più passare. Si finisce tutto quanto il caso, però bisogna avere un po' anche, come si suol dire, le palle in questo paese, che non ci sono, perché quando andiamo avanti alla slide. Poi c'è un problema con l'Europa, perché io mi ricordo che quando Maroni aveva fatto anche gli accordi con la Libia, che al tempo con Gheddafi c'era anche un discreto rapporto, quando ha fatto girare quei barconi, l'Europa si lamentò e mandò anche delle sanzioni al governo al tempo di Maroni. Perciò il problema c'è con l'Europa. Però a questo punto, siccome loro lo fanno su terraferma, io lo faccio su acque internazionali. Basta, solo così, se dobbiamo essere, diciamo così. Poi, il problema che si è creato in Italia è molto semplice. Sono 2 anni che sono deputato, ho fatto 5 svuotacarceri. Abbiamo votato 5 svuotacarceri e un svuotamanicomi per i criminali. È logico. Poi abbiamo dei governanti tipo la Boldrini, abbiamo una sinistra perbenista, garantista. Di là queste cose si sanno, perché se arrivano qua con numeri dei cellulari che sanno tutte le leggi europee, la legge italiana, le sanno tutte queste cose. Allora, secondo lei è meglio approdare in Spagna, che c'è una legge un po' più dura, o è meglio arrivare in Italia dove c'è una legge con la maglia troppo larga? Male vada, c'è anche questo da dire, no? Allora lì prenderanno 100 euro se vanno al lavoro, al mese, ma proprio se gli va bene, no? Male vada,
e vengo qua e purtroppo vado in galera. Siccome abbiamo sempre le carceri piene e c'è un problema umanitario, per 1 anno e mezzo, se vivono dentro una cella che è al di sopra delle possibilità di capienza, gli viene riconosciuto 8 euro al giorno di riconoscenza. Perciò per minimo vanno a casa, tornano a casa con 4-5 mila euro, rimanendo in galera si possono fare la casa, tornare a casa e avere la casa nuova nel loro paese, solo rimanendo in galera in Italia. Cioè, ma io glielo ho dette queste cose qua, il ministro, quando o il sottosegretario alla Camera, però sembrava come che io arrivassi da un altro pianeta. Qui c'è un problema di base, che abbiamo un Parlamento che non è la realtà quotidiana di quello che vuole il popolo. Perché anche 5 Stelle e anche il sindacato di polizia che adesso diceva che il problema del reato di clandestinità non sussisteva, non era un problema. Però è sempre un sistema di mettere una maglia che teoricamente poteva essere un gradino in più per arrivare in Italia. Se invece noi spianiamo tutto, addirittura organizziamo che le navi, invece di preservarci i confini, le utilizziamo per fare navi a crociera, andiamo a prenderli, è logico che tutti quanti si metteranno in fila per venire qua. Pecchinato. Ma io vorrei rincarare un attimo la dose. Vorrebbe o non vorrebbe? No, vorrebbe. E rincariamo la dose, sentiamo l'opinione di tutti stasera. Sì, a parte che c'è da stendere un velo pietoso, perché il legislatore, che è il nostro Parlamento, è molto disattento e fa delle leggi dove non c'è certezza della pena in Italia, dove vengono a rubare a casa tua e mettere in galera a te se per caso fai qualcosa, e il ladro è sempre libero il giorno dopo, mette in difficoltà le forze dell'ordine perché non gli dà gli strumenti per tenerli dentro e gli ridono in faccia il giorno dopo perché escono fuori. Abbiamo una magistratura che interpreta le leggi nella massima libertà, per cui bisogna in questo momento storico stare anche attenti, perché pregare da Dio da non cadere in mano della magistratura. Cioè, oggi si parla di reati, è colpa nostra, del legislatore, se sta succedendo tutto questo. Certo che come diceva l'onorevole Caon, ci vuole un po' le palle in questo governo, in questo Stato non ce le ha nessuno. Cioè, finché noi facciamo vedere delle immagini dove abbiamo degli immigrati clandestini che li ospitiamo, li poniamo sugli alberghi a 4 stelle, non gli vanno bene gli alberghi a 4 stelle perché non hanno il wifi, li mettiamo da qualche parte, non gli vanno bene, finché vedono queste immagini dall'altra parte nel Nord Africa, figuriamoci cosa possono pensare. A questo punto, io ho visto l'altro ieri sui scogli, hanno fatto la protesta a Ventimiglia, alcuni sono andati sugli scogli, ieri inizia il Ramadan e ci sono le nostre persone della Croce Rossa che rischiano di sfasciarsi una gamba, di portarli a mangiare di notte, di sera, perché devono mangiare solo di sera sugli scogli e tutto quanto. Ma stiamo attenti, ma dai, siamo arrivati al limite, dai, non se ne può più. Cioè, ma questa siamo una barzelletta, ma è anche un po' colpa nostra. Per ritornare sull'Europa, però, vogliamo dire una cosa: è vero che stanno rispettando il Trattato di Schengen, ha ragione l'amico Fanelli. Però vorrei ricordare anche l'Europa, un po' di tempo addietro, bisogna avere un po' di memoria storica, che forse qualche debito con questi signori ce li ha. Perché l'Italia, che non ha fatto molto, perché abbiamo fatto nel 1935, siamo andati in Etiopia, in Eritrea, no, la guerra insomma. E mi ricordo che paesi come Francia, Olanda, Inghilterra, Spagna hanno colonizzato il mondo, e forse derubandoli, quindi depredando delle loro ricchezze, forse qualche debito nei confronti di questi popoli l'Europa ce l'ha. Sarkozy la sera mattina si è messo a bombardare la Libia senza chiedere a nessuno. L'Europa dov'era? Dov'era l'America, la NATO, l'ONU? Dov'erano? Allora, siccome gli facevano il nostro petrolio, fai finire. Allora io mi chiedo sempre, ma allora questa Europa che adesso si atteggia con questi modi, nascondendosi dietro il Trattato di Schengen, applicando queste regole, ma io mi chiedo, è l'Europa dei popoli o è l'Europa dei poteri forti? Cioè, come la vogliamo questa Europa? È un'Europa che nasce sotto una moneta unica, che per noi è stato un disastro ed è veramente un capestro, e dove sappiamo bene che paghiamo il signoraggio per usare l'euro. No, la BCE è una banca privata, non è manco proprietaria dell'euro. Cioè, ma come la vogliamo nascere? Sotto che forma la vogliamo far nascere questa Europa? E poi abbiamo un Parlamento europeo
che non conta una mazza, questa è la verità, non conta nulla. È la verità, perché ci sono delle direttive, non le fa manco il Parlamento europeo e non conta niente. Noi paghiamo un sacco di persone, oltre 1 migliaio di persone al Parlamento europeo, che non contano nulla. E questa è la verità, che noi ci pensiamo che andiamo in Parlamento europeo, facciamo questo, facciamo quello. In realtà non contiamo niente noi italiani dal punto di vista della politica europea, ma non conta niente neanche il Parlamento europeo. Allora, quando noi abbiamo aderito all'Europa e non ci hanno manco fatto fare un referendum, no? Io mi chiedo, ma chi abbiamo lasciato la nostra sovranità nazionale, visto che decide tutto Bruxelles, decidono tutte dell'Europa e Roma non decide più nulla? A chi l'abbiamo lasciata? A quali signori? Noi andiamo in pubblicità e poi rispondiamo a questa domanda.